Buongiorno, bentrovati a Buongiorno Sicilia, pronti a tenervi compagnia con tanta informazione, tanti approfondimenti con i nostri ospiti. A proposito di informazione c'è con me Lorena Dolci per la rassegna stampa. Buongiorno Lorena. E buongiorno anche da me, torneremo tra poco per dare un'occhiata ai giornali. Iniziamo subito con le notizie più importanti delle ultime ore, quelle che vi abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali. C'è sconforto nella comunità iraniana dell'Università di Messina perché fra le vittime della repressione in Iran c'è anche un giovane, uno studente che aveva proprio frequentato l'università appunto siciliana, l'Università di Messina. Ma sentiamo. Una comunità sotto shock, quella degli studenti iraniani dell'Università di Messina. La notizia che uno di loro, Yasin Mirzei, ha perso la vita negli scontri legati alla repressione delle proteste popolari ha creato sconforto e rabbia. La comunità iraniana e straniera si è ritrovata all'interno della Galleria Vittorio Emanuele per un sit-in di solidarietà al popolo iraniano e per ricordare il loro compagno di studi. C'è chi ha condiviso con lui le aule e il percorso in geofisica, chi lo conosceva e lo ricorda come un ragazzo solare animato da grandi sogni e dal coraggio di credere in un futuro migliore, ma anche tanti altri studenti. La notizia della sua morte è stata data dall'Unione degli Universitari, che ha denunciato la dinamica atroce. Il giovane sarebbe stato raggiunto da ben 18 proiettili. In quanto studenti è sicuramente drammatico assistere al massacro di migliaia e migliaia di studenti nostri coetanei in Iran ogni anno. Questa è un'operazione di tipo dittatoriale da parte di un regime che vuole privare i giovani di uno dei diritti fondamentali dell'essere umano, ovvero la libera opinione. Anche l'Università di Messina ha espresso il proprio cordoglio per la morte del giovane e con una nota di vicinanza e solidarietà si è rivolto anche alla comunità studentesca iraniana dell'Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza acuite dalla difficoltà di contattare familiari e amici in Iran. E adesso, al di là delle appartenenze, al di là delle nazionalità, è una cosa che crea chiaramente sconforto, dolore assoluto. Lorena. Questo bilancio di cui si parla, che sembrava all'inizio un po' inverosimile, sembra sempre più accertato, quello di 12.000 vittime. Qui su Repubblica vediamo il viso di questo giovane Yasin, che appunto era iscritto all'Università di Messina, 56 15 43, questo era il numero di matricola di questo ragazzo che si era iscritto nel 2023 e studiava scienze geofisiche per il rischio sismico. Sono sconvolto, racconta il suo connazionale. Yasin era tornato in Iran appena 2 mesi fa per trascorrere le vacanze natalizie con i suoi familiari e non è più tornato. Aveva tanti sogni da realizzare. Farzam studia scienze politiche, relazioni internazionali e ha raccontato i motivi della protesta del popolo iraniano. In Iran in questo momento, racconta, c'è un blackout, comunicare con i nostri cari è difficilissimo. E parla anche una giovane studentessa iraniana che racconta testimonianze agghiaccianti. Protestiamo contro il regime islamico, racconta Azu. In Iran le donne non sono libere, sono sottomesse, sono un oggetto di proprietà degli uomini, veniamo costretti a indossare l'hijab e non possiamo opporci in alcun modo. Vi faccio un esempio: solo se sei d'accordo con il regime islamico vieni accettata sul posto di lavoro. Allora, fra poco ci occuperemo ancora una volta della vicenda del bimbo picchiato con il cucchiaio di legno, il video finito su TikTok. Ci sono altri risvolti che vi racconteremo tra un attimo. Prima però un'ultima ora che riguarda un assalto a un ufficio postale nel Catanese, il bottino di 150.000 euro, ma insomma i ladri non l'hanno fatta franca perché sono stati bloccati. Una tecnica molto particolare, quella usata per entrare in questo ufficio. Ci dice tutto la collega Emanuela Corsi. 3 catanesi di 28, 55 e 60 anni sono finiti in manette per una tentata rapina in concorso nell'ufficio postale di Gravina di Catania. Li vediamo in queste immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza in azione. Uno di loro, con un arnese artigianale a forma di L, studiato come una sorta di braccio meccanico, abbassa dall'esterno il maniglione antipanico e riesce ad aprire la porta delle poste, mentre il complice entra con un borsone in tela da riempire con la refurtiva. Ad attirare l'attenzione degli agenti di polizia è stata un'autovettura su cui era stata apposta una targa visibilmente contraffatta. Nel frattempo, sempre gli agenti hanno visto arrivare un uomo alla guida di uno scooter, fermo con il motore acceso poco distante dall'ufficio postale.
Dopo qualche minuto di attesa, il passeggero dell'auto è sceso con il volto coperto da un casco di colore bianco, portando con sé l'attrezzo in metallo a forma di L, raggiunto poi dal complice sullo scooter. Gli agenti, come vediamo, sono entrati in azione e li hanno bloccati con in mano il borsone in tela all'interno del quale vi erano delle banconote destinate ad essere caricate per un importo pari a 150.000 euro. Fermato anche un terzo complice che era alla guida dell'auto, noleggiata per la commissione del reato e che si era allontanato dal posto subito dopo aver fatto scendere dal veicolo uno dei ladri. Uno dei malviventi è stato trovato in possesso di una pistola a salve. E questo appunto quanto accaduto nel catanese. Adesso, come vi avevo preannunciato, noi torniamo sulla vicenda del bimbo picchiato a Catania. Ci sono nuovi risvolti che coinvolgono sempre di più la figura della mamma. Sentiamo. Emergono nuovi raccapriccianti particolari della vicenda ripresa in un video postato sui social che ha visto come protagonista un ragazzino di 11 anni picchiato selvaggiamente dal padre a Catania. Il GIP Luigi Barone, lo stesso che qualche giorno fa non aveva convalidato il fermo dell'uomo, ha disposto il divieto di avvicinamento per entrambi i genitori che adesso sono indagati per maltrattamenti aggravati in concorso. Il video dell'aggressione postato dalla vittima il 3 gennaio scorso su TikTok, utilizzando il profilo di un familiare, è diventato virale, ma i contorni della vicenda fino ad oggi erano rimasti poco chiari. Secondo quanto comunicato dalla procura etnea, emerge che anche la madre in più occasioni avrebbe picchiato il piccolo, sempre con un cucchiaio di legno, e che lei stessa sarebbe l'autrice del filmato da cui sono partite le indagini. L'11enne, in un primo momento, aveva dichiarato ai magistrati che a effettuare le riprese era stata la sorellina. Il video invece sarebbe stato realizzato dalla madre con lo scopo di mostrarlo al bambino a ogni disubbidienza. Dalle testimonianze, spiega in una nota il procuratore di Catania Francesco Curcio, è emerso un quadro indiziario di sistematica sottoposizione del minore a maltrattamenti da parte di entrambi i genitori, anche per banali monellerie, come essere salito su un banco di scuola o aver fatto piangere le sorelline. Analogamente sarebbero emersi rimproveri e schiaffi ai danni delle 3 figlie della coppia di 8, 7 e 4 anni. La Procura e il Tribunale per i minorenni di Catania hanno acceso un faro anche su un'altra vicenda che coinvolge questi bambini e la famiglia. Pochi giorni fa, infatti, una influencer di Catania ha postato il video di una serata, probabilmente quella dell'Epifania, in un teatro dove sul palco tra gli ospiti c'erano i 4 fratellini accompagnati dalla nonna materna, a cui sono stati momentaneamente affidati. Gli atti e i video sono arrivati al Tribunale per i minorenni, che adesso potrebbe adottare nuove misure rispetto a quelle già prese. E andiamo sui giornali, Lorena. Sì, i giornali appunto evidenziano questo ruolo della madre, non limitatamente a quello del padre, per quanto riguarda questi maltrattamenti e vessazioni. Sappiamo che tra l'altro il giudice ha scarcerato il padre del bambino, che all'inizio era considerato l'unico autore della violenza. Successivamente il GIP non ha riconosciuto la gravità indiziaria e ne ha disposto la scarcerazione. Ma le indagini, come avete sentito, sono proseguite raccogliendo le testimonianze di alcuni familiari e conoscenti che hanno delineato un quadro di sistematica vessazione del bambino da parte di entrambi i genitori, configurando appunto l'ipotesi di maltrattamenti. Ed è emerso inoltre che la madre, anche autonomamente rispetto al padre, che fra l'altro ormai non viveva più con la famiglia, in più occasioni avrebbe colpito il piccolo con un cucchiaio di legno e sarebbe l'autrice del filmato da cui sono partite le investigazioni, mentre il minore in audizione aveva attribuito le riprese alla sorellina. Gli approfondimenti hanno documentato ripetuti episodi di violenza con lividi e segni sul corpo del bambino in più circostanze, e quindi, anche se poi abbiamo visto in quel filmato per molti versi discutibile il bambino ricevere questi regali sul palco, è vero che abbiamo visto questo bambino un po' più sereno, e questo un po' ci ha tranquillizzato. Andiamo a Palermo. Nel Palermitano un giovane è stato accoltellato a Capaci nel corso di una lite tra 2 gruppi di ragazzi, alcuni del paese, altri che arrivavano dal quartiere della Marinella di Palermo. Il ferito avrebbe avuto una lite nei giorni scorsi, sempre con gli stessi giovani a Palermo. La vittima è stata trasportata all'ospedale Villa Sofia in codice rosso e indagano i carabinieri. E restiamo però nel Palermitano, restiamo a Palermo, restiamo al quartiere dello Zen, di cui si è tanto parlato soprattutto per le intimidazioni nei confronti della chiesa appunto del quartiere. Spunta il pupazzo di un frate impiccato trovato proprio vicino a quella chiesa.
Una macabra scoperta, probabilmente un'intimidazione. Un pupazzetto di un frate con un cappio al collo appeso al muro è stato trovato dagli agenti di polizia nel quartiere Zen a Palermo. La strada non dista molto dalla chiesa di San Filippo Neri allo Zen 2, contro la quale a Capodanno sono stati esplosi alcuni colpi di fucile e pistola finiti sul portone in lamiera e sul quadro elettrico, alcuni conficcati sul muro. Il parroco della chiesa, Giovanni Giannalia, è un frate missionario e sono infatti in corso indagini per stabilire se ci sia qualche collegamento con la scoperta del pupazzetto. Gli investigatori della squadra mobile e del commissariato San Lorenzo sono risaliti a un piccolo pregiudicato che abita allo Zen. Ha raccontato di aver trovato per strada il pupazzetto parecchi giorni fa e di averlo appeso al muro senza un motivo, escludendo ogni riferimento al parroco, ma le indagini proseguono. Intanto dallo Zen emerge una nuova ombra: l'acqua che si consuma nel quartiere non è mai stata pagata all'AMAP. La rete che la distribuisce non appartiene all'azienda Acquedotto, ma è in mano alla mafia. Il danno ammonta a circa 5 milioni di euro. Cosa Nostra, con un investimento di oltre 100.000 euro, avrebbe generato l'affare dell'acqua sotto i padiglioni dello Zen 2, realizzando una rete idrica abusiva capace di rifornire l'intero quartiere e tagliare fuori l'AMAP. Allacci clandestini, gestione autonoma, riflesso di un quartiere icona del degrado. Lorena, dunque, è lo Zen quartiere complicato, davvero. Sì, lo vediamo anche su Repubblica, che dopo aver ripercorso tutti gli ultimi episodi di intimidazione ci dà una notizia, e cioè che da domenica sera questo parroco, padre Giannalia, è lontano negli Stati Uniti per un viaggio di 15 giorni programmato da tempo con mio padre, ha spiegato alla Messa. Andremo a trovare un nostro parente ammalato. Per qualche ora è sembrato un piccolo giallo, poi la smentita ufficiale dello stesso parroco ha fugato ogni dubbio, ribadendo che non è una fuga ma un viaggio programmato da tempo. Intanto però nel quartiere non si placa quella che sembra una vera e propria campagna di odio contro la Chiesa. Lo scenario: ragazzini che scorazzano sugli scooter senza casco, girano spesso attorno a quei due portoni crivellati di colpi, ormai diventati una sorta di monumento all'impunità. Che cosa sta succedendo allo Zen? La domanda da $1 milione. Ci sono gruppi di giovani, scrive Repubblica, che si contendono piazze di spaccio e luoghi dove smontare le auto rubate, mentre circolano sempre più armi. Pensate che i poliziotti della Scientifica hanno raccolto più di 140 bossoli attorno alla chiesa di San Filippo Neri, quella di cui ci stiamo occupando, appartenenti a 7 calibri diversi, e questo ci dà tutto il senso di quello che sta accadendo in questo quartiere. Adesso noi cambiamo decisamente argomento, perché ci occupiamo dell'influenza e il campanello d'allarme è arrivato da Catania, dal Policlinico, dove è deceduto un uomo di 50 anni, giunto comunque al Policlinico già con una grave insufficienza respiratoria. Sentiamo. La corsa in ospedale il 5 gennaio, l'arrivo al pronto soccorso del San Marco di Catania. Le condizioni del paziente catanese di 50 anni sono apparse subito critiche, il decesso 5 giorni dopo. Le fasi del ricovero le rende note un comunicato dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico San Marco, che parla di un'iniziale crisi respiratoria e un arresto cardiaco già al pronto soccorso. Immediatamente l'uomo è stato intubato e gli è stato effettuato un prelievo di sangue per individuare l'eventuale presenza di virus influenzale. Poi il trasferimento d'urgenza al Policlinico per essere sottoposto al trattamento ECMO, la respirazione extracorporea, necessaria nei casi più difficili. Il paziente dal punto di vista respiratorio aveva risposto bene, ma ha avuto un netto peggioramento dovuto all'insufficienza polmonare che ha causato danni neurologici e dopo 2 infarti consecutivi è morto il 9 gennaio. Durante 5 giorni di ricovero nell'unità di anestesia e rianimazione del presidio Rodolico per la gravissima insufficienza respiratoria è stata accertata un'infezione da virus influenzale del tipo A, sottotipo dell'ultima variante isolata. I medici per adesso non hanno potuto confermare che si tratti della cosiddetta variante K. Intanto resta alta l'allerta dei sanitari per i casi di gravi polmoniti sempre più frequenti come complicanza dell'influenza, e ci sono ancora 2 pazienti che sono stati sottoposti alla respirazione extracorporea sempre al Policlinico. Una donna cinquantenne ancora ricoverata in rianimazione. Buona notizia invece per l'altro paziente, anche lui cinquantenne, che è stato trasferito in pneumologia, ha iniziato a respirare in autonomia.
E del tema influenza si parla e come, no? Anche c'è chi in qualche modo cerca di tranquillizzare sul fronte, non è assolutamente un caso unico, isolato, quello appunto catanese. Lorena. Sì, ce lo dice un volto che ci ricorda i tempi del Covid, Matteo Bassetti, intervistato dalla Sicilia, noto infettivologo, che oggi parla appunto di questa variante dell'influenza e che, come dicevi tu, getta acqua sul fuoco, perché questo decesso non è un dato che deve allarmare, dice Bassetti. È sbagliato anche parlare di primo decesso in Sicilia per la variante K dell'influenza, non ha senso, ce ne sono ben altri. Non è sicuramente il primo e non sarà l'ultimo. Pazienti morti per forme gravi di influenza ne contiamo ogni anno e il 2026 non sarà diverso. Quelli di cui trattiamo in questi giorni sono virus influenzali che possono determinare forme gravi, lo vediamo in ospedale, con forme di polmonite gravi e infezioni respiratorie impegnative. Il fatto che ci sia questo decesso non mi stupisce, dice ancora Matteo Bassetti. L'influenza, e questo in generale, è tutt'altro che banale, gli italiani lo devono capire, non è una passeggiata, bisogna ripensare il sistema e l'idea di influenza, visto che ogni anno 15-6 milioni di italiani vengono colpiti e che c'è chi ne subisce le conseguenze e anche migliaia di morti. E allora, sono stati molti i temi che vi abbiamo raccontato legati all'informazione siciliana, ma naturalmente non è tutto e dunque restituisco la linea a Lorena per la rassegna stampa appunto in Sicilia, quindi le notizie più importanti dell'isola. E allora diamo una rapida occhiata ai principali quotidiani regionali. C'è la Sicilia, il quotidiano di Catania, che a parte appunto la Messina che piange lo studente iraniano, studente fan dei Pooh, mette in prima pagina con questa fotonotizia in evidenza autobotto. Che cosa si riferisce questo titolo? Al fatto che la raffineria di Priolo ha chiuso il contratto con la Lukoil e ha scelto il gruppo Ludoil, un gruppo campano che in Sicilia ha già altri interessi. E poi andiamo a vedere Repubblica a Palermo, anche qua in apertura la protesta degli universitari, 1500 al sit-in per l'uccisione di Yasin, e poi c'è il nuovo verbale che riguarda l'ex assessora Amata dall'imprenditrice Cannariata, in cui si parla, questo già era risaputo, della casa gratis per il nipote. Le inchieste fanno slittare il rimpasto di Schifani e poi troviamo ancora quel macabro fantoccio di uno frate impiccato allo Zen. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia, che punta invece sulla linea dura anti-abusivi. Che cosa dicono Comuni e ACP? Preparano un'azione congiunta contro gli occupanti illegittimi delle casse popolari per tagliare acqua e luce. Chi si oppone allo sfratto sarà bandito dalle liste d'attesa per 5 anni. Andiamo a vedere adesso Gazzetta del Sud, anche qua la protesta dei colleghi dello studente iraniano, c'è poi il slitter e rimpasto, rinviata l'udienza su Amato e poi questa inchiesta sulla massoneria partita dalla denuncia di un notaio, Silverio Magno. C'è anche lo stop alle elezioni nazionali del GOI, il Grande Oriente Italiano, in discussione davanti al Tribunale di Roma. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio, torniamo ancora alla vicenda degli studenti iraniani che vanno in piazza per ricordare lo studente ucciso, è morto il 9 gennaio nella rivolta in Iran, colpito da ben 18 proiettili. E qui vediamo questa carrellata di immagini, siamo all'interno della Galleria Vittorio Emanuele di Messina ed evidentemente sono tanti gli studenti iraniani che hanno scelto di studiare in questa università. È triste pensare che fino a un mese fa avevo un amico e ora è morto, raccontano i colleghi. E poi appunto il pupazzo impiccato su un muro dello Zen, una sfida a Don Giannalì, è quello che pensano in tanti, l'ennesima, oppure un caso, questo ancora è da accertare. E poi una curiosità, spray al peperoncino in farmacia, vendite alle stelle, perché da
più sicurezza. Quindi non bastano la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, sempre più cittadini scelgono di dotarsi di strumenti di autodifesa, un trend destinato a crescere probabilmente non solo allo Zen. E poi la notizia che vedevamo in prima pagina sulla Sicilia, da Lukoil a Ludoil, nuovo contratto per l'ISAB. La parte su gomma del commercio petrolifero che viene dalla raffineria di Priolo cambia gestione, ma arriva anche la conferma che il gruppo campano potrebbe voler comprare l'impianto dalla società cipriota GOI, e questo è l'imprenditore Donato Ammaturo, originario del napoletano, che è partito con la Ludoil, oggi diventata un colosso, interessata a questa azienda, tra l'altro strategica anche per tutta l'Italia. E poi la vicenda che vi abbiamo già raccontato del bambino picchiato, divieto per i 2 genitori, e di spalla questa curiosità. Paga per omicidio, ma il killer si ritira, non gli restituisce i soldi e lui lo, stalkerizza per avere indietro i soldi. Ripetutamente intimidito e minacciato un 50enne, attualmente residente in Germania, a cui aveva commissionato un omicidio mai portato a termine, e tutto questo per riavere indietro 6.000 euro come parte del compenso già versato. Andiamo avanti, qua c'è la vicenda che riguarda l'ex assessora Amata, casa gratis al nipote. All'udienza preliminare c'è questa novità: è stato depositato un verbale di 2 giorni fa in cui si parlava appunto di questo appartamento gratis, e la Regione non si costituisce parte civile, scoppia la polemica, ma è vero che avrà tempo fino al 2 marzo. Nel frattempo è proprio questa una delle ragioni per cui slitta il balletto del rimpasto, anche se Schifani preme per accelerare i tempi. Abbiamo visto qua, siamo sulla Sicilia, l'intervista a Bassetti, ma richiamo la vostra attenzione su questo cartello a Piazza San Francesco, l'unico, scrive la Sicilia, che indica la strada per il Museo Bellini. È appunto l'esemplare unico di cartello che indica l'esistenza del Museo Bellini, che tra l'altro è un bellissimo museo multimediale, oltre accanto alla casa natale del Cigno catanese. Pensate che durante le feste la media attestate di presenza è stata di appena 10 visitatori al giorno, una media decisamente desolante. L'ultima notizia, e poi ti ridò la linea: scuole al freddo, ce ne siamo occupate ieri, sono tanti gli istituti in cui i ragazzi costretti a indossare sciarpe, cappelli o addirittura coperte. A Siracusa addirittura i ragazzi hanno occupato un liceo. Ci fermiamo qui, a te di nuovo la linea. Beh, ci fermiamo per modo di dire, perché noi andiamo avanti ovviamente fra poco con la rassegna stampa nazionale e internazionale, però prima diamo uno sguardo alla città di Catania, alle strade della città di Catania. Questo naturalmente è il solito luogo legato all'ex Tondo Gioeni, che devo dire insomma rappresenta un punto molto spesso estremamente caratterizzato da traffico intenso. C'è comunque una viabilità abbastanza scorrevole nonostante la presenza di molte auto. Andiamo avanti con il prossimo punto di osservazione. Ecco, qua invece la situazione sembra essere un po' più complicata. L'ingresso In città è bello intasato anche Ebbene, oggi. insomma, questo è particolarmente intasato soprattutto all'ingresso appunto della città, un po' meno in uscita verso autostrada e ovviamente verso la direzione Ognina della circonvallazione. E adesso ecco qua un'altra visuale estremamente emblematica. Si vede che insomma le scuole sono cominciate da un po' di tempo, insomma raccontavamo altre cartoline durante i pochi giorni delle feste in cui siamo andati in onda con Buongiorno Sicilia. E adesso ci spostiamo sull'Etna, che tra l'altro Lorena adesso si è tranquillizzato, diciamo. Sì, perché proprio di ieri la notizia che ci ha dato l'INGV, bellissima questa immagine oggi così nitida che si staglia nel cielo azzurro, e comunque l'eruzione che era iniziata il 24 dicembre si è conclusa, quindi è finito anche quello spettacolo meraviglioso quando non c'erano nuvole, di fontane di lava, attività stromboliane, e c'erano anche delle correnti
veicolate che si dirigevano verso la Valle del Bove. Oggi vediamo solo un po' di fumo, un filo di fumo. Ma insomma noi non pensiamo che l'Etna possa assolutamente non dire mai, non mettere mai un punto quando sembra che sia un punto. Questa è la visuale da Taormina, una cartolina altrettanto gradevole, sebbene ovviamente questa sia un po' più velata, mettiamo così, insomma il taorminese resta un po' più velato per le nuvole presenti. Adesso ci fermiamo, c'è un momento di stop, ma torniamo, come vi dicevo, per continuare con la rassegna stampa nazionale e internazionale. A tra poco. Ed eccoci tornati in studio, buongiorno Sicilia, linea Lorena Dolci ancora una volta per la seconda parte della rassegna stampa, i fatti nazionali e internazionali. A te. E allora le prime pagine dei giornali sono quasi tutte dedicate da una parte a una buona notizia e dall'altra una notizia drammatica. La buona notizia è quella del ritorno a casa dei 2 italiani detenuti da mesi nel carcere venezuelano, e l'altra è la strage, il vero e proprio bagno di sangue che sta accadendo in Iran. Allora partiamo dal Corriere della Sera, orrore in Iran, Trump avverte stiamo arrivando, si parla di 12.000 morti, il leader USA dice sì alle proteste, l'aiuto è imminente, ma dall'altra l'ira di Mosca che dichiara inaccettabile un intervento in questo senso. E poi vediamo la fotonotizia che ci riempie di gioia, questi abbracci trentini, le mie prigioni, ora felice ma a che prezzo, rientrati dal Venezuela i 2 italiani. La Repubblica, anche qua taglio alto, massacro Iran, si muove Trump e poi la carezza della mamma di Trentine fuori di sé dalla gioia, e lui racconta la mia vita nell'acquario delle torture. Andiamo velocemente a vedere anche la Stampa, apertura diversa, l'allarme dell'Istat, la crescita è a rischio, poi massacro Iran, Trump studia il blitz, e anche qui troviamo quella carezza a Trentine e l'abbraccio mancato a Regeni, il giovane morto nelle carceri egiziane. Per l'Avvenire, giornale di ispirazione cattolica, regime di morte, la denuncia dei dissidenti all'estero, in Iran sono già 12.000 le vittime della repressione. Trump sostiene la rivolta, continuate a protestare. Ma andiamo nel dettaglio, voci dalla carneficina, si temono 12.000 morti, le strade sono intrise del nostro sangue, scrive il Corriere della Sera, ripartono le telefonate perché sapete che c'è stato un blackout quasi totale nel paese e racconti da dentro il paese. Questa è la vittima diciamo, che studiava a Messina, di cui vi abbiamo raccontato, e questo è un altro reportage ancora più agghiacciante perché parla, il titolo è Generazioni martirio, ma si parla di impiccagioni all'alba, proprio per dare l'esempio e seminare il terrore, cecchini dalle terrazze per sparare e prendere la mira. I giovani scesi in piazza sono nemici di Dio. Oggi Erfan Soltani, 26 anni, potrebbe essere il primo a salire sulla forca. Il regime uccide sempre all'alba, oggi è mercoledì, è la macabra tradizione delle impiccagioni pubbliche, una pratica che sembra lontanissima per noi, legata al Medioevo, ma che in Iran è ancora attualità. I condannati a morte sono lasciati pendere, legati per il collo ad una gru alta, così che sia visibile anche da lontano, e oggi questo ragazzo di 27 anni potrebbe essere la prima vittima delle ultime proteste e di certo non l'unica. La lista è lunga, ma solo la sua famiglia ha dato il consenso per far sapere al mondo il suo nome. E questa immagine, che sembra quasi artificiale nella sua perfezione, è una ragazza ferita proprio alla fronte, con questa ferita al centro degli occhi. E poi c'è Trump, lo vediamo in questa vignetta su Repubblica, sto arrivando, non si capisce tra la minaccia e l'avvertimento, e lui invita a continuare le proteste perché il nostro aiuto è in arrivo. Il presidente dice vinceremo, americani lasciate il paese, dall'altra la protesta di Mosca
che dichiara questo intervento inaccettabile. Ancora qui arrivano gli aiuti, ma vediamo che cosa potrebbero consistere questi aiuti americani. Non certo i famosi stivali sul terreno, cioè degli uomini, ma attacchi cyber e psicologici, allo studio anche i blitz sui palazzi degli ayatollah, blitz mirati come avvenuto in Venezuela. Gli americani possono colpire solo con i bombardieri che decollano dagli USA e con i missili cruise imbarcati su 3 navi della flotta. Non sono escluse ipotesi di un attacco cyber e azioni di guerra psicologiche, come diceva appunto il titolo. La flotta è lontano, il Pentagono dispone di decine di aerei schierati nelle basi di paesi arabi che permettono però solo missioni difensive. Trasferire nell'area una portaerei statunitense richiederebbe almeno 12 giorni e il massacro naturalmente continua. E poi una rivolta, una rivoluzione che chiama in causa un nome, quello del figlio dello Shah deposto con la rivoluzione del 79, e la Stampa dice: lo Shah che nessuno vuole. Reza Ciro Pahlavi si pone come alternativa agli ayatollah, ma le vecchie generazioni ricordano soprattutto il terrore durante il regno del padre, un passato che pesa e non passa. Lasciamo questa pagina drammatica per venire invece alla bella notizia del rientro a casa di Trentini e Burlò, accolti naturalmente dai familiari ma anche da Meloni e Tajani. Ora affronteremo il futuro e la libertà che ci attende. Ecco qui queste bellissime foto, gli abbracci, la carezza, ma poi il racconto tremendo. È vero, non sono stati torturati, ma hanno subito torture psicologiche in cella tra topi e scarafaggi. Io nell'acquario delle torture non potrò mai dimenticare. Eravamo sequestrati, racconta l'altro Mario Burlò, non arrestati, chi rifiutava il cibo veniva torturato. E poi la sua strategia per resistere: facevo 5.000 addominali e 1.000 flessioni al giorno per resistere a questi terribili giorni. E poi un altro scenario di cui ci siamo occupati e che ci riguarda da vicino a noi europei e che ruota tutto attorno alla Groenlandia rivendicata dagli Stati Uniti. Il leader groenlandese dice: scegliamo Copenaghen rispetto a Washington, e c'è un vertice alla Casa Bianca che considera questa enorme isola strategica per i suoi assetti futuri. E poi c'è ancora la tragedia di Capodanno, la vampata e la fuga dei ragazzini, perché vanno avanti le testimonianze, le audizioni, così siamo stati investiti dal fuoco. E c'è un caso particolare che troviamo qua sul Corriere della Sera. Guardate questa foto, c'è la ragazza col casco, è un frame che sembra inquadrare proprio il momento in cui proprio la scintilla della fiaccola attaccata alla sua bottiglia è quella che ha dato inizio all'incendio. La ragazza è questa, si chiama Chan Parin, 24 anni, è morta anche lei, la famiglia la difende, non era formata, anche lei è stata una vittima perché non le hanno comunicato i rischi che c'erano, le possibilità di rischio in questo locale. Ancora notizie di cronaca: la sposa bambina. A Ferrara una bambina di 14 anni venduta dalla madre a un uomo per le nozze forzate. Il 25enne è stato arrestato, la picchiava e abusava sessualmente di lei. È successo ad Ascoli Piceno e la famiglia è di un paese dell'est, della Macedonia. Andiamo avanti. Questa l'abbiamo letta e c'è ancora altre notizie di sospetto femminicidio. Federica, scomparsa da 6 giorni, il marito indagato per omicidio, si stavano separando, lui dice: l'ultima volta l'ho vista a casa l'8 gennaio, questa bella donna, diciamo. E poi un'altra notizia curiosa: la bidella pendolare arrestata per lo stalking alla preside di Caivano, a cui tra l'altro in questi giorni è dedicato una serie, contestava il licenziamento, lavorò a Milano viaggiando da Napoli. Andiamo avanti. La Repubblica torna ad occuparsi della famiglia nel bosco perché cominciano le lezioni con dei veri e propri maestri in presenza e non più con la scuola, diciamo,
fatta a casa, giochi e tanta pazienza, prima lezione della maestra per i bambini nel bosco, l'incontro con la nuova insegnante, capisco le colleghe che hanno rinunciato per il troppo clamore, ma li aiuterò. La famiglia nel bosco è quella su cui c'è una decisione del Tribunale dei minorenni che ha sospeso la potestà genitoriale dei genitori nei confronti dei 3 bambini che in questo momento sono ospitati in una casa famiglia. E poi casi dei social di oggi, influenze per caso, che cosa ci racconta La Stampa? Che delle foto anche di cronaca finite sui giornali o sui social finiscono per veicolare alcuni oggetti o indumenti rappresentati. Il tipico esempio è quello dell'arresto del presidente venezuelano che indossava una tuta Nike che è praticamente foto postata da Trump e che poi è andata a ruba, oppure i vestiti della serie Emily in Paris, o persino il maglioncino bordeaux che indossava Luigi Mangione, arrestato per aver sparato e ucciso il presidente di una multinazionale delle assicurazioni, che subiscono delle impennate. L'ultima notizia, nudi a nostra insaputa, restiamo su questo frontiere del futuro, perché fa paura lo striptease di Grok. Cos'è Grok? È un'intelligenza artificiale di Elon Musk che consente di spogliare chiunque con un click, e a farne le spese sono donne e minorenni. Il caso è esploso quando una donna indonesiana costretta all'uso delle sedie a rotelle e che tiene un diario online, documentando con foto la propria condizione, qualcuno ha chiesto a Grok appunto di mostrarla in un succinto bikini, e così è stato in un attimo dall'empatia allo schermo. Questo succede con le nuove tecnologie. Lorena, grazie, ci ritroviamo più tardi, adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con i nostri primi ospiti. E siamo in studio con 2 ospiti che saluto con molto piacere, anche perché l'argomento, devo dire, ci piace sicuramente un po' a tutti. Imma Sciara, assessora al randagismo del Comune di Milo, ben trovata. Buongiorno. E Lavinia Lofaro, volontaria e presidente dell'associazione Truccioli. Allora, diciamo sempre amici animali, a volte non li trattiamo proprio da amici, a volte ci limitiamo a occuparci soltanto degli animali che abbiamo in casa e non diamo cura, o addirittura purtroppo noi con la cronaca raccontiamo anche casi di maltrattamento degli animali. A Milo c'è una sensibilità particolare perché c'è questa questo bellissimo legame che si è instaurato tra associazione e amministrazione comunale, e questo, devo dire, fa di Milo una sorta di capofila, no? Di luogo da imitare, così. Sì, infatti abbiamo trovato questo bel percorso quando io sono diventata assessore con Lavinia, che già ci conoscevamo perché abitiamo nello stesso paese. Da lì abbiamo iniziato a capire che loro, proprio come volontari, fin dall'inizio si sono prodigati tutti. Lei poi proprio è la pioniera, diciamo, di tutta questa avventura, ecco. Però in me, insomma, ha trovato un appoggio, proprio perché ritengo che, a parte il problema che il randaggio comunque è un animale che spesso si sente spaesato, quindi può essere anche una sorta di pericolo, no? In un paese molto turistico, abituarlo alle persone, spesso sono cani abbandonati per esempio, quindi hanno ancora più paura, diventano ancora più particolarmente sospetti. E da qui è nato proprio il bisogno, per regolamentare un po' il tutto, anche il tutoraggio, perché poi questi cani vengono affidati ai volontari, ma con regolare affidamento, microchippatura e tutto, e diventano poi cani anche di quartiere. Allora, spieghiamo meglio questa cosa. Il cane di quartiere è bellissimo, per esempio il poliziotto di quartiere, il cane di quartiere è quell'animale che comunque rimane
al di fuori della casa, ma che in realtà viene in qualche modo affidato a qualcuno che se ne fa carico in senso totale, è così. Esatto, nel 2018 quando ci siamo occupati di randagismo abbiamo cominciato a capire che i cani insistono laddove c'è qualcuno che dà loro da mangiare e quindi l'idea fondamentale è stata: avviciniamoci a queste persone, siccome la sterilizzazione è l'elemento fondamentale per contenere il randagismo, non ci sono altre strade, aiutiamole a capire e a prendere coscienza di questo tema e sosteniamole in tutti quelli che sono i processi per arrivare a sterilizzazione, a microchippatura, a deparassitizzazione, in modo che la sicurezza pubblica sia anche salvaguardata da questi processi che quindi devono diventare virtuosi. E da quel momento abbiamo cominciato a lavorare braccio a braccio con tutti i volontari del Borgo e del Comune di Milo e siamo arrivati a importanti risultati come 16 adozioni, 8 cani di quartiere che sono microchippati, sono riconoscibili con un collarino rosso e sono in felice compagnia di tutta la comunità. Ecco. Da lì poi nasce appunto la necessità di un regolamento. Di un regolamento. Questo tale regolamento dovrebbe in qualche modo anche comportare che il fatto che col randaggio, l'avete detto, no? Molto spesso è vero, insomma c'è chi se ne occupa nel senso che lascia il cibo, ecco poi non è tutto lì, cioè non è solo lasciare il cibo, magari sono in 10 a lasciare il cibo, ma se l'animale ha un'esigenza sanitaria magari si lascia lì, no? Quindi le regole comprendono anche un certo ordine da questo punto di vista. Principalmente proprio questo, cioè proprio il regolamento nasce per creare un ordine e un proseguio di tutto quello che è il percorso che noi vogliamo fare. Il cane sì viene affidato al tutor, ma il tutor ha una responsabilità appunto intanto, come diceva Lavinia, nel microchipparlo, nel sterilizzarlo, eccetera, ma anche di salute. Cioè se il cane ha un problema di salute o viene malauguratamente investito, il cane viene preso, curato, portato all'ASL, l'ASL ci dà praticamente un elenco dei medici volontari veterinari che sono disponibili in certi periodi, lo comunica sempre ai vigili, alla polizia municipale, che poi è la base di tutto questo, perché la polizia municipale è quella che poi ci aiuta e ci indirizza se anche qualcuno viene a fare la denuncia, no? Sì. Infatti c'è un modulo di denuncia, sia se lo vuoi adottare, sia se hai degli avvistamenti, perché a volte anche gli avvistamenti sono importanti. Ci aiuta ad avere questi veterinari sempre disponibili in modo tale che tu hai sempre la possibilità di un aiuto. Noi cerchiamo col regolamento anche di aiutare anche un po' dal punto di vista economico. Ecco, questo però volevo sottolinearlo, cioè c'è una presa in carico da parte dei volontari, ma c'è anche un aiuto da parte dell'amministrazione. Certo, l'amministrazione si sta adoperando, ora rientrerà chiaramente ora nel bilancio una quota capite per poter sempre sostenere questi volontari in qualunque, anche se hanno bisogno, perché costa far mangiare un randaggio, non è una cosa che sono belli i volontari si prendono un impegno importante che è anche quello di nutrirlo. Chi ha animali, io e lei li abbiamo a casa, io ho il cane, lei il cane e gatti e sappiamo che tutti trovatelli anche. E sappiamo, non solo loro ci tengono, non comprano neanche qualcosa di così economico, perché sanno che magari vanno a mangiare anche cose più cattive, quindi li curano come se li avessero a casa. Diciamo che nel vostro comune c'è comunque una sensibilità forte, no? Sì. Perché indubbiamente, allora, Milo non è una metropoli, è un comune certamente che ha insomma, quanti abitanti? Io non mi ricordo proprio, però non è un comune grandissimo. È il più piccolo comune della provincia di Catania. È un piccolo comune, però il territorio però non è così piccolo, no? Invece è un piccolo comune, dove la sensibilità nei confronti della tematica certamente c'è e la state continuando a creare. No? Però quello che vogliamo dire è che questa sensibilità sugli animali oggi è diciamo piuttosto una normalità, quindi quello che noi secondo me possiamo portare anche agli altri comuni è di dire ci sono delle buone pratiche che messe in campo possono portare risultati concreti. Sì. Siccome i volontari oggettivamente esistono in tutti i quartieri di tutti i comuni, se l'amministrazione si allea con i volontari e li
e dà loro strumenti, formazione, tutto insomma, e supporto, sicuramente riusciamo tutti insieme ad ottenere dei risultati, ed è per questo che abbiamo fatto un evento in cui noi volevamo proprio dare le buone pratiche. Quello che è successo a Milo può succedere in tutti gli altri comuni. Noi certo facciamo più, per noi è più facile perché è un comune appunto molto piccolo, quindi ci conosciamo tutti, con una telefonata raggiungiamo tutti, ed è, però poi è anche vero che è un territorio vasto. È un territorio vasto, tra Molto l'altro noi vasto, parlavamo di... a livello geografico sì. Noi parlavamo di cani, però non credo che la cosa si limiti al cane, No, è no, giusto? No, Cioè, assolutamente no, anche, sono anche alle altri- colonie feline e a tutti gli animali che anche... Il regolamento in realtà li disciplinerà Certo, tutti, in tutti. particolare quello che è un problema poi a livello sanitario o a livello di Sì, comunità sì. sono i cani e i gatti, quindi Sì, quelli sì. vanno contenuti diciamo come nella randagismo strategia. partiamo da quello giustamente, no? Certo. Quindi le colonie canine e le colonie feline. Però è anche vero che tutti gli animali, come un po' chiacchieravamo noi prima, vanno tutelati, ma anche dai proprietari stessi. Esatto, I magari qualche maltrattamenti. specie che arriva, spunta nella zona in Certo. attesa, e tra l'altro è molto importante che non si crei mai l'allarmismo, l'allarme nei confronti di un animale. L'animale bisogna anche imparare ad avvicinarlo, no? Esatto. Bisogna sapere avvicinare. Molto spesso si dice ma quello è aggressivo, l'altro non è aggressivo. Ricordiamoci che ogni specie naturalmente ha delle caratteristiche ben Certo, precise, certo. no? Usare dei gesti particolari per noi può essere normale, per quella specie animale può essere un problema, può essere un atteggiamento di paura dell'animale rispetto all'uomo. Sì. Quindi ecco, anche informare probabilmente è molto importante. Infatti Molto. nel regolamento ci sono scritte molte attività che vanno svolte all'interno delle scuole, ma anche come pet therapy, per far sì che i ragazzi fin da piccoli, già abbiamo fatto prima di questo 21 dicembre dove abbiamo fatto formazione e informazione con un workshop in cui la dottoressa Carbone era presente dell'Aspo di Giarre e noi pure, e abbiamo praticamente prima il 17 fatto un piccolo percorso con i ragazzini della scuola di Milo, con i bambini dall'asilo alle scuole alla quinta elementare, in cui abbiamo proposto intanto di disegnare questi animali, di vincere un premio così simbolico, però Lavinia ha fatto anche tutta una serie di slide in cui spiegava come avvicinarsi, anche come stare attenti. Esatto, è molto importante, avvisare è i molto genitori, importante. tutto un percorso. Io sono molto curiosa di sapere, abbiamo pochi minuti ma vorrei saperlo, perché quando nasce un'associazione come quella presieduta da Lavinia Lofaro c'è sempre un motivo speciale, no? C'è sempre, al di là dell'amore per gli animali, c'è stata una causa scatenante? Sì, assolutamente. Io vivo nel borgo di Fornaccio, che è l'unica frazione di Milo ed è una piccolissima frazione, quindi gli abitanti reali siamo circa una quarantina. Nel 2017 ci eravamo organizzati in un comitato di quartiere perché volevamo fare eventi aggregativi, volevamo smuovere diciamo un pochino il territorio, e da lì poi il passo in costituzione di associazione è stato diciamo breve. Oggi noi gestiamo l'Ecomuseo del Castagno dell'Etna, quindi l'Ecomuseo in generale in Sicilia e in Italia nasce sempre dal basso, quindi è uno sforzo comunitario per impattare sulla comunità, quindi noi cerchiamo di fare tante azioni in modo che la nostra comunità abbia un vantaggio nel sentirsi viva, partecipe, attiva, e anche il randagismo è parte di un programma di cittadinanza attiva e di educazione alla cittadinanza attiva. C'è un altro tema, ma abbiamo pochi secondi, speriamo di riuscire a farlo. Parlavamo del cibo, parlavamo delle medicine. Milo fa un po' freddo. Sì. E allora anche il riparo per gli animali, c'è anche un progetto per quello? Certo, sì, stiamo cercando un po' di capire, uno l'abbiamo già creato dietro mia sponsorizzazione, carino, vicino appunto all'associazione, all'immobile che occupa l'associazione appunto Trucioli, che è l'Ecomuseo, e abbiamo fatto per i cuccioli, che sono quelli un pochettino più delicati, teneri, spesso più delicati. È difficile tenere un cane randaggio all'interno di una cuccia. Lui già sa dove andarsi a riparare, però
L'abbiamo comunque. A questo proposito voglio dire che uno dei nostri cani di quartiere, che sono differenziati con un collarino rosso, quindi vuol dire che sono microchippati e tutorati, è stato oggetto di una ricerca dell'università tedesca, è stato messo un microchip, un GPS al collarino ed è monitorata rispetto alle eruzioni vulcaniche, quindi l'università fa un progetto di ricerca per quanto riguarda gli spostamenti degli animali con i terremoti e le eruzioni e quindi siamo in questo programma di ricerca inseriti. Nel senso che l'animale ha una, come dire, una intuizione... Questo è l'oggetto della ricerca, capire se lei si sposta differentemente rispetto alle per questo non tendiamo a tenerli un po' come si dice quando appunto si ha un animale in casa, avvertono prima il terremoto. Esatto, potrebbe essere questo. Non lo so se questo fa parte solo di un luogo comune, ma comunque vero, gli studi cani, ci aiuteranno in questo. Io vi ringrazio, il nostro tempo a disposizione si è concluso, vi faccio i complimenti per questa iniziativa stupenda, portatela avanti e siate ovviamente monito per tutti i comuni che sono attorno, ovviamente non solo, anche le grandi città che si rendano conto che si può fare. Grazie, noi andiamo a osservare il meteo in Sicilia e torniamo con altri ospiti. Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Mercoledì pressioni medio-alte su gran parte d'Italia, tempo in prevalenza soleggiato al sud e sul versante adriatico, maggiore nuvolosità su quello tirrenico e in Valpadana con anche qualche goccia di pioggia. In Sicilia la giornata sarà stabile, in prevalenza soleggiata. Qualche nuvolamento sparso potrà interessare specialmente la parte meridionale dell'isola, le aree interne. Venti generalmente deboli o al più moderati da sud sulla parte occidentale. Temperature dunque in ulteriore rialzo con valori diurni quasi ovunque superiori ai 14-15 gradi. La situazione non cambierà anche durante la giornata di giovedì, che sarà ancora caratterizzata dal sole su buona parte della Sicilia. Qualche annuvolamento sempre presente sulla parte occidentale e meridionale dell'isola, con temperature stazionarie e un lieve ulteriore rialzo, potremo anche toccare punte di 17-18 gradi, specialmente sul versante settentrionale e su quello ionico. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Grazie al meteo esaustivo come sempre. Adesso noi parliamo di disabilità, di accessibilità e di questa parola magica che è inclusione, che ancora probabilmente in realtà è un obiettivo da raggiungere. Per questo saluto gli ospiti che sono con noi, Salvatore Mirabella, segretario ACLI Catania, il buongiorno a Salvatore Mirabella e poi al giovane Michele Di Dio, vicepresidente del Circolo ACLI di Catania. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io ho detto in apertura, probabilmente questa parola inclusione è ancora, non dico un miraggio, perché ci si lavora tanto anche sul fronte dell'informazione, delle iniziative, ma è un obiettivo ancora da raggiungere. Mirabella, è così, ancora da raggiungere come, no? Sotto tutti i punti di vista. Purtroppo parlare di inclusione significa che ancora c'è molto lavoro da fare. Il giorno in cui non parleremo più di includere qualcuno vuol dire che la società è già organizzata in maniera tale da supportare, da dare dei servizi a tutte le persone, non solo quelle disabili, perché l'inclusione avviene per tutti i cittadini che hanno qualunque forma di limitazione. Penso agli anziani, penso anche che so, le mamme con i passeggini, che alcuni luoghi sono accessibili, eccetera. Quindi è un fenomeno più che altro culturale che molto spesso ci porta a confrontarci anche con città italiane del nord Italia, ma anche europee. Noi siamo abituati a viaggiare anche per altri motivi di diversa natura, per lavoro, per sport, e ci rendiamo conto delle differenze che la nostra città, che potenzialmente ha tante risorse da poter impiegare, più forse di altre, però non riusciamo a renderla, come dire, fruibile, accessibile. Usiamo questo termine purtroppo a includere i cittadini, sia i turisti che i cittadini che abitano in questo territorio. E sono tante a volte le piccolezze. Noi ci rendiamo conto che a volte nelle nuove costruzioni ci sono delle disattenzioni costruttive, magari non si verifica bene, si lascia un gradino, si fa una scivola malfatta, insomma, sono tante piccole cose che potrebbero essere già resettate nel momento in cui si
costruiscono o si rifanno alcune. Ne abbiamo tanti esempi a Catania, li abbiamo denunziati non solo noi. E non a caso si è parlato di Peba in questo ultimo periodo, il Comune è stato anche ammonito per questo qui perché non ha recepito un Peba che, ricordiamo, è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, è come piano regolatore della città, dove tu nel Peba inserisci tutte le criticità nella città e man mano che si va avanti nelle ricostruzioni, nelle riqualificazioni, ovviamente hai un piano a cui tu ti attingi. Ci stiamo facendo questo e ci sono queste criticità, miglioriamole. Ecco, fino a questo, ma sono trascorsi parecchi anni. Ora, a causa di questo, il Comune è stato commissariato per il Peba, c'è stato gli amici dell'associazione Luca Coscioni che hanno praticamente presentato denunzia ed è stata accolta ed è stato ammonito. Il Comune ora sta iniziando un percorso di realizzazione delle cosiddette conchiglie, i sali e scendi nei marciapiedi, che è comunque un elemento di continuità, di mobilità che abbiamo noi. Via Etnea è l'esempio, perché in tutta Via Etnea ci sono parecchie di queste scivole e permette a chiunque di noi di utilizzarle e quindi percorrere. No, il bello, mi scusi, il brutto, non il bello, certamente il bello sono le conchiglie che sì, oggettivamente ci sono, poi però magari c'è qualcuno che pensa di posteggiare lì davanti, ecco, quindi lì poi no, scattiamo con le fotografie, ecco, noi abbiamo questa nostra linea, no, di collegamento con i nostri telespettatori, facciamolo vedere quando c'è qualcuno che fa una cosa del genere, cioè cerchiamo naturalmente di evidenziare che è vero che magari a volte le amministrazioni sono un po' lente, però è anche vero che la civiltà sta in tutti noi, no? Anche noi che posteggiamo una macchina, un'auto davanti all'accesso per il disabile. Quante volte l'avete trovata una situazione del genere? Mi permetta di dirlo anche stamattina, ecco. Il marciapiede, sono dovuto scendere nella sede statale perché purtroppo non essendoci parcheggi anche qui davanti ci sono sui marciapiedi le autovetture. Dico, non è una critica, ma è una necessità, perché quando si parla di organizzazione territoriale non si parla solo in termini di realizzare le conchiglie, ma si parla anche, per esempio, molto spesso sono invitato a partecipare a conferenze stampa al Comune e non riesco mai a sapere dove posso mettere la macchina perché nelle vicinanze non c'è niente, quindi io spiego spesso lì in amministrazione che per andare io alla conferenza stampa e partecipare devo lasciare la macchina, dico non posso lasciarla al fortino e farmi tutta via Vittorio Emanuele per arrivare, quindi realizzate culturalmente dei posti riservati, non uno, non due, non tre, ma alcuni, per esempio in via Dusmet c'è la possibilità. Io vorrei dire una cosa brevemente. Brevissima, perché dobbiamo sentire Michele. Certo, certamente. Io ringrazio il presidente delle ACLI Catania, il dottor Ignazio Maugeri, perché questa sfida da un anno e mezzo l'ha voluta portare avanti dandomi la delega sulle fragilità sociali e la disabilità, con l'obiettivo non di andare a denunziare i singoli casi, ma da renderci, come dire, informatori, e dare delle informazioni, stimolare praticamente la realizzazione per rendere la vita, la qualità di vita migliore un po' per tutti. Va bene, allora i ringraziamenti sono fatti. Michele Di Dio, vicepresidente del Circolo delle ACLI, giovanissimo e con sicuramente un'esperienza molto spesso difficile, no? Nel confronto con una realtà che è la sua, che lo accomuna sicuramente anche a tanti giovani, perché il problema non è soltanto sulle strade, il problema è nelle scuole, è nella vita di un giovane di tutti i giorni. Ci vuoi raccontare quali sono i piccoli, grandi dolori delle tue giornate? Dove stanno i punti che ti fanno capire siamo ancora veramente lontani da un esempio di inclusione vera? Sì, allora, appunto, diciamo, più che altro la posso raccontare per tanti motivi, perché appunto, come parlavamo prima, magari girare per la propria città già è un grande ostacolo, perché appunto ci si può trovare magari una macchina parcheggiata davanti alla scivola,
o semplicemente magari un ascensore magari un po' più stretto per cui viene difficoltoso magari l'entrata, ma anche il semplice parcheggio appunto. Quindi sono tanti piccoli, diciamo, momenti in cui magari quella percentuale di voglia di, diciamo, ti passa. Esatto. Ma invece per quanto riguarda la scuola, lo studio, oppure i luoghi di aggregazione di voi giovani, quali sono le tue difficoltà, le difficoltà dei giovani come te? Diciamo che più che altro diciamo, dal punto di vista scolastico magari mi sono trovato in situazioni magari in cui magari anche a livello di più che altro magari di gita veniva fatto qualche piccolo diciamo, problema, perché appunto in base alla meta che magari veniva scelta si potevano trovare ad affrontare le difficoltà, e quindi si doveva trovare il modo più adeguato per fronteggiarle, ma non sempre si era, diciamo, aiutati in questo. Ma non hai partecipato a delle gite per questo? Sì, sì. Hai diciamo, partecipato poi alla fine? Sì, però diciamo che comunque diciamo, risulta più complesso magari il dover, cioè il potersi adattare, diciamo, alla difficoltà, come può essere anche semplicemente appunto strutturale, nel senso che magari la meta non è esattamente adeguata alla situazione, quindi magari non è fruibile, diciamo, alla carrozzina, quindi diciamo viene un po' più complicato, ecco, l'accesso a quel determinato percorso a tutti i luoghi. Allora, parlare è importante, comunicare è importante, voi lo avete fatto, lo fate sistematicamente, ma c'è anche, come dire, avete anche dedicato una giornata ai diritti delle persone con disabilità, il tema era inclusione e progresso, costruiamo insieme una Catania per tutti. Avete chiaramente parlato, avete discusso e questo crea sicuramente un movimento di opinione, no? È così, quindi facciamo soltanto una breve chiusura, Mirabella, su questa iniziativa. Sì, l'idea era quella di mettere a tavola e affrontare alcune tematiche come una sorta di laboratorio. E realmente questo incontro era per evidenziare appunto le problematiche che abbiamo appena detto, ma l'idea era quello di far uscire da questo tavolo, e c'erano anche personaggi importanti che hanno dei ruoli istituzionali importanti, dei temi su cui lavorare per tutto il 2026. Questo era l'obiettivo. Il primo passo ovviamente poi alla realizzazione, una giornata che la realizzeremo ogni anno. C'è intanto la prima risposta che stiamo dando, sta per nascere. È già nato fisicamente uno sportello di informazione e supporto a quelle che sono le problematiche relative alla fragilità sociale e alla disabilità. E dov'è lo sportello? Ci si rivolge alle ACLI? Le ACLI sono la nostra sede centrale, no, però abbiamo realizzato proprio uno sportello che è accessibile ovviamente a tutti, che lo inaugureremo in questione di qualche settimana, ed è in zona Viale Mario Pisardi, zona centrale di Catania, piano terra, con uno ampio parcheggio all'esterno. Questo è per permettere di riuscire a informare, a sensibilizzare e a supportare quelli che sono i servizi. A molte famiglie non sanno dove andare. Naturalmente saremo lieti di darne notizia, di raccontare questa inaugurazione anche nei nostri telegiornali, ne sono assolutamente certa, visto la sensibilità mostrata sempre su queste tematiche. Io vi devo salutare, dobbiamo andare a Messina, quindi vi ringrazio davvero per essere stati con noi, vi aspettiamo per altre iniziative e noi ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per l'Opportunity Day a Messina. E siamo tornati, il nostro collegamento adesso, posso dire, ogni mercoledì ci colleghiamo con Messina, non mi sembra una casualità questa. Buongiorno a Francesco Triolo e alla sua graditissima ospite. Francesco. Ma magari perché gli eventi a Messina di mercoledì ci sono e sono tanti.
Benvenuti, siamo nel cuore del centro commerciale di Messina, siamo a Piazza Cairoli e accanto a me l'assessore alle politiche giovanili Eliana Cannata. Perché qui da 3 giorni, oggi è l'ultimo, c'è in programma il villaggio delle opportunità, gli Opportunity Days. In cosa consistono? Però mi piacerebbe che te lo spiegasse l'assessora che ha lavorato su questo villaggio di 40 casette. Adesso vi porteremo in giro a vederlo, magari ci sono anche delle immagini della giornata di ieri con tanti studenti, 2500 in totale in questi 3 giorni, che ve lo spiegherà. Buongiorno, direi anche più, perché 2500 vengono solo fuori dal comune di Messina, ma tutta l'area metropolitana è coinvolta. Questa è un'iniziativa pensata per dare una cassetta degli attrezzi, ci piace definire così, ai nostri giovani, per potersi orientare in quella che è l'offerta formativa presente in città, ma anche quella che è l'offerta lavorativa, perché a volte c'è anche una distanza mentale rispetto a quello che sarà il percorso post scolastico, post laurea. Noi siamo qua presenti affinché i ragazzi possano avere anche degli incontri one to one con le aziende, gli enti, le istituzioni, che possano dargli quelle che sono le giuste dritte per poter proseguire o comunque cambiare strada qualora si fossero resi conto che quella percorsa fino a oggi non li aggradi. Il comune quindi, come ente più vicino ai cittadini, si mette in gioco per cercare di essere come una bussola per i nostri giovani e farli sentire sempre più vicino anche a quello che è il mondo lavorativo e quello che è il mondo formativo. Allora ti faccio fare una passeggiata con le casette ancora chiuse perché apriamo alle 10. Sono vari stand che riguardano Francesco, sì. Ecco, posso chiederti fino a questo momento, visto che oggi è la giornata conclusiva, se siete già riusciti a capire verso che cosa si orientano particolarmente i più giovani, cioè qual è la casetta più visitata? Sono tantissime, soprattutto le università e poi anche il mondo del digitale e dell'informatica sono molto interessati. Eppure quelle che sono magari le istituzioni come il Comune di Messina, che hanno previsto dei bandi per start-up e quindi sono interessati a conoscerne il contenuto. Aspetta Roberta, perché poco fa ne parlavamo, c'è una casetta in particolare, quella della pet therapy, cioè questi lavori nuovi, questi lavori che vengono magari dal nord Europa e che qua sono conosciuti poco. Sì, enti di formazione che creano delle vere e proprie figure professionali che si occupano del lavoro con gli animali, quindi con i cavalli, ma anche con i cani, quindi anche una novità rispetto a quelle che sono magari le informazioni che i nostri giovani hanno. Tra l'altro i feedback che fino ad oggi abbiamo avuto sono stati positivi, perché i ragazzi hanno apprezzato la possibilità di poter avere questo confronto diretto senza, diciamo, persone o mezzi che potessero frapporsi con loro e poter chiedere anche come poter raggiungere dove è la sede di tutte queste strutture, come poter entrare in contatto o avere delle delucidazioni su quello che era il loro percorso, la loro intenzione, per esempio di iscriversi all'università su un determinato dipartimento. Ci sono tante università, anche telematiche, che sono state prese d'assalto, Roberta, che fanno conoscere i nuovi corsi di studio che ci sono programmati, perché rispetto a quelli tradizionali a cui è abituata magari la mia generazione, adesso ce ne sono tanti altri che magari non si conoscono e possono dare uno sbocco. Come vedi, questo è un autentico villaggio che veramente ha al centro del suo interesse gli studenti, tanti ragazzi, ma anche gente più grande che magari ha completato il percorso di studio universitario e che adesso cerca il proprio posto di lavoro, cerca di capire cosa fare dopo l'università. Guarda, questo è il gioco dell'oca, te lo ricordi? Come no, adesso dalla galleria si è spostato qui e quindi insomma è successo
continua del gioco dell'oca. Esatto, guarda, c'è una casetta aperta, andiamo a trovare questa casetta aperta che è di un'associazione, Mani Siam Group. Buongiorno, siamo in diretta, siamo appena arrivata, siamo in diretta, raccontateci voi che cosa chiedono i ragazzi, che feedback avete avuto. Allora, noi diciamo la verità, ma sì, c'è stato moltissimo movimento, i ragazzi viaggiano, sono molto curiosi, chiedono qualche opportunità, qualche idea per il futuro. Noi, come avete visto, siamo netti di formazione, cerchiamo di dare un'opportunità visto l'evento, e quindi cerchiamo di dare qualche info appunto per creare un'opportunità di lavoro. C'è tanto interesse? Sì, devo dire di sì, soprattutto per i cioccolatini. Sì, abbiamo toccato il punto debole dei Guarda. Robby, ecco qua. Vabbè, insomma, non si fanno queste cose, Marketing. Bene, Francesco, allora siamo quasi in chiusura. Io vorrei tornare un attimo su con te, con l'assessora. Mi senti, Francesco? Allora, con l'assessora, perché volevo chiedere, e chiudiamo davvero, se tutto questo movimento di opportunità riguarda anche il fatto che si invogliano i giovani a rimanere qui. Ovviamente ha centrato il punto, perché tutto questo parte dalla voglia di far vedere le realtà, il tessuto socio-economico presente in città, nell'area metropolitana, affinché non si parli di andare via in base alla percezione che si ha, ma si possa invece scegliere e avere la possibilità di restare per quello che si vede. Bene, allora io la ringrazio. Francesco, noi che ti devo dire? Grazie. Mi sa che ci rivediamo mercoledì prossimo, alla prossima iniziativa. Vediamo cosa fanno in penso. Grazie a Francesco Triolo e grazie naturalmente a Diana Cannata. Buona giornata, e adesso pronto, già lo vedo, già con la coda dell'occhio lo vedo. C'è Marco Amato, tra un attimo guardiamo le stelle con lui. Finalmente ti posso risalutare. Mercoledì non ho avuto questo piacere, ma ritrovo Marco Amato. Buongiorno caro Marco, come stai? Buongiorno Roberta, ben ritrovata. Insomma, ancora un po' cammaccatello, perché da tradizione mi raffreddo sempre durante le feste, però va bene. Allora, di cosa parliamo oggi in particolare? Che cosa ci suggeriscono le stelle? Grazie a te sappiamo davvero tanto. Grazie. Allora, dunque, oggi citerei Talete di Mileto, proprio perché nel cielo si forma una configurazione molto importante. Mercurio e Giove in opposizione. Mercurio, il dio della velocità, il messaggero degli dei, l'unico che aveva il permesso di accompagnare le anime nel regno dell'Ade. Mercurio di sintesi, Mercurio Giove. Mercurio assolutamente pieno di argento vivo, sempre in movimento. Giove, il grande sintetizzatore, la positività. La parola e l'oralità oggi vanno veramente molto male tra di loro, per cui porta scompiglio nei segni zodiacali. Mi ricordava un po' Talete di Mileto quando diceva che la cosa più difficile da conoscere nella vita è se stessi, mentre la più facile è parlare male degli altri. Ebbene, proprio su questa frase, questo aspetto sembra regnare sovrano. Ma vediamo cosa succede nei segni zodiacali con questo aspetto. L'Ariete proprio non riesce a capire perché non c'è coordinazione nel suo gruppo, intorno a lui, quindi forse deve le redini, mentre invece il Toro spiega perché non è così positivo nell'andare incontro a delle direzioni per cui il partner spinge. I Gemelli, essendo un segno di Mercurio, tentano un po' la fuga e forse non ammettono alcune loro poche congruenze. Il Cancro, visto che uno degli aspetti più importanti oggi, Giove è proprio in Cancro, per cui il Cancro deve fare i conti con la sua incontentabilità, e con l'incontentabilità
incoerenza che a volte dice delle cose che è il primo a non mantenere. Il Leone invece ha un'accettazione di alcune cose poco semplici, però lo fa con una certa nonchalance, bene così. Vergine, altro segno di Mercurio, oggi proprio non gli interessa stare con gli altri, oggi si sente un po' costretta la Vergine a parlare, a relazionarsi con persone che lo stimolano poco, la mente è all'amore. Bilancia, per voi invece Mercurio dona una sintesi concreta di ciò che non si può più fare, quindi cambiare strategia sarebbe la strada ottimale. Anche in amore meglio il dialogo. Venere intanto vi aiuta dall'Acquario. Scorpione, per voi oggi la Luna vi lascia e transita in Sagittario e questo significa che forse avete bisogno di rendere oggettiva una convinzione sentimentale. Il Sagittario arriva alla Luna, ma un po' elettrica con Urano contro, per cui oggi i Sagittari un po' nervosi, senza sapere il perché. In serata, la serata è più romantica. Capricorno, Mercurio è proprio da voi, quindi il vostro bisogno granitico di essere oggettivi a volte oggi eviterà i fronzoli, vorrete fatti, non parole. Acquario, state a guardare sornioni le dinamiche intorno a voi, più furbi degli altri, ma sicuramente coscienti di quali sono i talloni d'Achille che per adesso vi riguardano nella dinamica. Venere con voi, anche voi siete più versati per l'amore per adesso. Pesci in ultimo, Giove è anche uno dei vostri pianeti, ma occorrerà concentrarsi un po' meno sui sogni e soprattutto mandare delle mail, una comunicazione, un messaggio importante che da tempo ritardate. E detto questo, auguro a tutti una buona anamnesi di se stessi e sicuramente una splendida giornata. Ciao Roberta cara, buongiorno Sicilia. Ciao, ciao e grazie a te naturalmente, speriamo che Mercurio insomma si tranquillizzi, ci lasci un po' in pace. Allora c'è Lorena Dolci per dare ancora uno sguardo ai giornali. Sì, in realtà è l'ultima notizia, una curiosità che riguarda l'Interrail, questo sogno delle nostre generazioni che evidentemente attrae ancora moltissimi diciottenni, perché in occasione della celebrazione dell'accordo di Schengen vengono regalati 40.000 ticket Interrail, quei biglietti cioè che consentono di viaggiare in tutta Europa. Pensate, i diciottenni italiani sono il doppio di quelli tedeschi, quasi 5.000 che vogliono realizzare questo sogno che a 18 anni ha tutto il sapore di una libertà tutta da conquistare, un rito di passaggio in cui scoprirsi già un po' adulti, con lo zaino in spalla, le notti nel vagone di un treno e l'Europa a portata di un unico biglietto. Bene, grazie, questo è un po' un tocco di poesia finale che ci sta benissimo. Grazie a Lorena Dolci, grazie a tutti voi per averci seguito. Buongiorno Sicilia torna domani, sarà con voi Angelo Gagliano per questa parte ovviamente di trasmissione. L'appuntamento quindi, come dicevo, domani. Buona giornata.